C'entro anch'io, c'entro anch'io. Un nuovo appuntamento con Centro Anch'io, bentrovati a tutti, grazie per essere qui con noi. Oggi vi raccontiamo un quartiere ad est di Brescia, Caionvico. Caionvico, 2300 abitanti, si trova ai piedi del Monte Mascheda, con sentieri che portano alle palestre di roccia e collegano alla Maddalena. Nel quartiere sono ancora presenti case quattrocentesche e pregevoli costruzioni di carattere agricolo, da segnalare la bellissima chiesetta del Cinquecento e la nuova e moderna chiesa parrocchiale. Attorno al nucleo antico si è sviluppato un quartiere composto da villette e abitazioni eleganti, tra le quali ci sono i due parchi Vento del Mascheda e Panazza. Sono facilmente raggiungibili alcuni centri commerciali, il centro città, la metropolitana, la tangenziale e l'autostrada. Nel quartiere si trovano scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, oltre ad un vivace oratorio ed una bella palestra. Ancora un proverbio legato a questo periodo, alle stagioni: Mars, Marsu, 3D, Catif e Gibu. Sarà davvero così? Stiamo a vedere e sentiamo cosa ci raccontano gli amici turisti di Firenze. Mariella e Sergio, voi di dove siete? Di Arbatax. Ah, dalla bella Sardegna. Tortolì. Tortolì, benissimo. Allora, qui abbiamo il nostro compito, il nostro dovere morale e civico, quello di esportare il dialetto bresciano nel mondo. Provi a leggere questo ingrassetto grande. Mars, Marsu, 3D, Catif e Giubù. Oh, bravino, Bravo! Bravo, davvero, insomma, per essere sardo. Che cosa ha capito? C'è qualcosa che ha capito di questo? Qualche parola? Non è... Beh, tre l'ha capito. Beh, 3 l'ho capito. 3 è il numero. Quel Mars è che se... Ma lei non è vero che è sardo? Marsu, Marzo è marzo. Catif e Giubù. È Catif che non... È cattivo. A marzo il tempo, meteorologicamente parlando, è un po'... È uno buono. Tre giorni cattivi e uno buono. Ho capito. Insomma, poi vabbè, giù a Sardegna è sempre bello. Marzetto, marzo, Sì, marzaccio, è un dispregiativo, un vezzeggiativo, insomma. 3 giorni cattivi e uno buono, ho capito. Emma, Margherita, Andrea e Chiara. No, ma niente, caro Andrea, ma tu, cioè no, voglio dire, sto giretto a Firenze. Che sei venuto a fare? A guardare le bellezze artistiche? Sì, esatto, bellezze artistiche. Sì, ma non vai molto lontano a cercarti le bellezze tu, Vabbè, di dove siete voi ragazze? Perugia. Tutti perugini, che fate qui, una vacanzina? Un giorno. Insomma, vabbè, giustamente, non è distante, vi fate una bella giornata qui a Firenze. Marsu, 3D, Catif e Giubù. Brava, lei sta ridendo sotto la mascherina. L'amica tua sotto la mascherina, mentre tu leggevi, anziché darti solidarietà femminile, rideva. Perché non è stata brava? No, brava. Che cosa hai capito? C'è qualcosa che... È solo il 3, basta. Vedi, il 3 non è il voto che prendi più frequentemente. Sì, no. Allora, Mars, Marsu, 3D, Catif e Gibu. Tu hai capito qualcosa? Marzo? Marzo, sì. 3. Basta. Giusto, dai, Perugia, non potete conoscere il dialetto bresciano, però siete state brave. Vi meritate un 9. Mars, Marsu, 3D, Catif e Gibu. Marzo, marzaccio, 3 giorni cattivi, uno buono. Si parla della meteorologia, che così a marzo, insomma, le giornate non sono ancora ben equilibrate, quindi può capitare tra 3 giorni di sole e un giorno di pioggia. Vedremo come andrà. Grazie a tutti, da Firenze, Santa Maria del Fiore è tutto, arrivederci. C'entro anch'io.